dall'altro intervenire sul problema delle pensioni, eliminando le storture introdotte dall'ex ministro Fornero. La cosiddetta quota fissa che i cittadini non esenti devono pagare in aggiunta al ticket per ogni ricetta del servizio sanitario non sarà più di 10 euro uguale per tutte le prestazioni, ma varierà a seconda del costo dell'esame, da 1,5 euro per le prestazioni che valgono tra i 5 e i 10 euro fino a 20 euro per quegli esami che superano in valore i 70 euro. Per le prestazioni di costo inferiore ai 5 euro non è più prevista alcuna quota fissa. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale. Obiettivo del provvedimento: ridurre la differenza tra quanto pagato dal cittadino e il costo effettivo della prestazione, nell'ottica di una equa compartecipazione. Tra gli altri provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, il finanziamento di 11.400.000 euro nel 2005 per le ATER. Ora torniamo a parlare di sanità. Il direttore centrale salute del Friuli Venezia Giulia, Adriano Marcolongo, è stato ospite questa mattina nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Regione per tracciare un bilancio di questi primi 2 mesi di riforma del sistema sanitario regionale. Necessario, ha sottolineato Marcolongo, migliorare la collaborazione con i medici di medicina generale per non intasare i pronto soccorso. Lo ha intervistato Chiara Burtulo. Per poter realizzare questa riforma certamente ci vogliono degli anni. Noi siamo partiti con questa iniziativa che consente adesso la ripresa delle attività con la medicina generale per la presa in cura dei pazienti cronici, e per quanto riguarda le patologie invece acute tipicamente da trattare in ospedale stiamo perfezionando e migliorando tutto il sistema della sicurezza e della continuità delle cure fra i vari ospedali, fra i famosi hub, cioè i punti di riferimento, e gli SPOC, fra gli ospedali della rete del Friuli Venezia Giulia. Questa è stata la settimana della digitalizzazione. Una fase importante della riforma, che è quella di rendere trasparente il servizio ai cittadini, cioè il cittadino si deve riappropriare della sua capacità di scelta, di analisi e di interrogare, anche col senso critico, perché è il modo migliore per poter incidere anche nel cambiamento interno del nostro sistema sanitario regionale. Spieghiamo come funziona questa cosa. Allora, si va sul sito della regione o dell'azienda sanitaria, si inserisce il nome della prestazione e si vede la lista d'attesa. Esattamente, si vedono tutte le liste d'attesa per quella prestazione nel nostro sistema regionale, in modo che il cittadino possa avere tutti gli elementi, anche perché talvolta sappiamo che alcuni centri di eccellenza non possono dare risposte a tutti, però ci sono anche offerte sul territorio, offerte alternative, ed è anche corretto che tutte le capacità di offerte che ha questa regione siano utilizzate nel miglior modo possibile. Quali sono gli step dei prossimi mesi, i primi in arrivo? Dobbiamo spingere e perfezionare la collaborazione con la medicina generale, perché la presa in carico delle patologie croniche richiede certamente che il medico di medicina generale associato in forma di gruppo possa seguire con maggiore continuità i pazienti cronici, monitorandoli con più frequenza, in modo tale da evitare il ricorso improprio anche al pronto soccorso, ai codici bianchi. Parte oggi per l'Afghanistan la brigata alpina